essere. Folla commossa a Cimadolmo per i funerali di Maria Buso, la 39enne morta qualche giorno dopo aver partorito 2 gemelli. Sulla bara accanto alla foto della mamma le immagini dei 2 neonati. Virus West Nile, primo decesso nel Trevigiano, vittima una 74enne morta all'ospedale di Oderzo, era malata di cancro e già debilitata, 5 casi nella Marca. Dramma della solitudine nella città svuotata per il Ferragosto, 70enne trovato senza vita in casa, i vicini hanno dato l'allarme, morto da almeno 5 giorni. Domani a Venezia il vertice dei sindaci dei comuni capoluogo sul congelamento dei fondi del bando periferie del decreto mille proroghe, Assindustria, Padova, Treviso sconcertati del provvedimento. Tragedia a Cimadolmo, 32enne di Maserata muore in un incidente in sella alle 2 ruote di ritorno da un motoraduno, in gravissime condizioni l'amica che si trovava con lui. I carabinieri di Montebelluna individuano una coppia di giovanissimi banditi che scippavano anziani, uno di loro a 17 anni aggredivano le loro vittime alle spalle. Rifiuti e sporcizia tra San Lazzaro e l'ex caserma Serena di Dossone, il sindaco di Treviso convoca i gestori del centro di accoglienza, domani l'incontro per chiedere di pulire l'area. Fa discutere il governo l'ipotesi del ministro dell'interno Salvino di reintrodurre la leva obbligatoria, gli alpini non hanno dubbi, proposta giusta, ma i cittadini sono divisi, favorevoli i più anziani, contrari i giovani. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, lo avete dunque sentito dai titoli, l'addio a Maria, oggi la mamma di 39 anni morta dopo aver dato alla luce i suoi 2 gemellini in una chiesa gremita di gente. A Cimadolmo questo pomeriggio il saluto commovente del marito Fabio e del paese intero. Tantissima gente ha voluto essere presente oggi per l'ultimo saluto alla mamma di 39 anni, morta dopo aver dato alla luce i suoi 2 gemellini. Sulla bara la foto sorridente di Maria, accanto i suoi 2 piccoli, Filippo ed Alice, che hanno potuto abbracciarla solo poche ore. Una tragedia che ha lasciato un paese ammutolito, un dolore immenso con tante domande ed infiniti perché, senza trovare alcuna risposta, ha detto Don Abramo durante l'omelia. La morte della cara Maria ci sconvolge fino ad annullare ogni briciola di serenità, anche quella riserva di speranza che vogliamo riservare specialmente nelle ore della sofferenza. Anche questa piccola riserva rischia di esaurirsi. In questo nostro pellegrinare vorremmo trovare alcune certezze sulle quali fondare la nostra fiducia e continuare comunque a guardare avanti. Rimane quella foto che racchiude tutto l'amore tra Fabio e Maria, i ricordi di tanti giorni trascorsi insieme, il sorriso e poi loro, i piccoli, Filippo ed Alice, che impareranno a conoscere la mamma attraverso il racconto di chi Maria l'amava e la conosceva. Tante lacrime e tanto dolore. Il dolore è forte in questo momento e la tua mancanza, cara sorella Maria, si farà sentire ancora nel tempo, da lassù in paradiso. Rivolge lo sguardo e una preghiera a tutti noi. Con il tuo sorriso consola i nostri cuori e sostieni i nostri passi, fin quando ci ritroveremo insieme con te per condividere l'amore che non muore mai. I fiori bianchi sulla bara accompagnata all'uscita dalle note di un violino e un applauso pieno di amore. La piccola chiesa di Cimadolmo non è riuscita a contenere le tantissime persone che hanno voluto essere presenti per testimoniare la loro vicinanza a Maria, alla sua famiglia, ai piccoli Filippo ed Alice e al marito Fabio. Le parole di chi le voleva bene. Aiutaci Maria, noi saremo sempre con te e ti porteremo sempre nel nostro cuore. Grazie Maria da parte di tutta questa gente di averti conosciuto. Da qui si può capire quanto ti hanno amato e quanto continueranno ad amarti. Grazie Maria, arrivederci e buon viaggio. Un grande bacio Maria.
Rimane quella foto, dolce e straziante allo stesso tempo, quella foto con la mamma, ancora una volta, tra i suoi due gemelli. Ed ora parliamo del virus West Nile, primo decesso nel Trevigiano legato all'infezione, vittima una 74enne morta all'ospedale di Oderzo, era malata di cancro e già molto debilitata, 5 i casi di infezione finora nella Marca, l'ULSS rassicura tutto sotto controllo, sentiamo. Una persona anziana ma gravemente malata, potremmo dire in fase terminale di vita. Era una paziente neoplastica con un grave tumore al polmone, diagnosticato 8 anni fa, e quindi il suo sistema immunitario era gravemente compromesso. Pesava appena 35 kg, distribuiti su un'altezza di 1,70 m, un fisico già pesantemente debilitato da anni di battaglia contro il cancro, privo di difese e immunodepresso. Così l'aver contratto il West Nile è stato il colpo finale. Il primo decesso nella Marca legato alla complicazione del virus del Nilo è una 74enne residente in un comune ai confini con il San Donatese e ricoverata da una settimana nel reparto di medicina dell'ospedale di Oderzo. La donna è spirata stamane dopo che le sue condizioni si erano velocemente aggravate in pochi giorni. Era una paziente in stato soporoso, sonnolenta, e quindi i medici hanno pensato di fare una serie di esami pensando a una encefalite, e quindi è stato riscontrato questo virus West Nile. Quello di stamane è il terzo decesso in Veneto legato al virus, sempre in pazienti già gravemente malati. Complessivamente i casi di infezione accertati sono poco meno di 65 nella Marca, ma tra questi si tratta soprattutto di forme lievi e una ventina con forme neuroinvasive a diversi livelli di gravità. I numeri sono un po' più elevati rispetto all'anno scorso, però diciamo che è sotto controllo questa epidemia. Per oltre il 90% si tratta di una patologia minima rappresentata da febbricola di cui il paziente in genere non se ne accorge, che dura 1 o 2 giorni. In meno dell'1% c'è un coinvolgimento più ampio che si arriva fino a patologia di encefalite. Dei 5 casi riscontrati nella Marca, quasi tutti riguardano situazioni di deficit immunitario, tranne uno. In un solo caso abbiamo avuto un atleta che però era già febbrile e ha voluto comunque fare una gara pesante, e quindi ha creato un'immunodepressione che lo ha portato ad avere delle complicanze che poi si sono risolte. Un virus endemico che non si trasmette da persona a persona ma solo attraverso le zanzare, e contro il quale gli accorgimenti sono quelli già ribaditi in queste settimane. Utilizzare i repellenti nelle ore serali o alla mattina quando le zanzare pungono, e cercare di coprirsi magari a maniche lunghe, pantaloni lunghi nelle zone dove la densità delle zanzare è elevata. Tragedia della solitudine a Treviso con la macabra scoperta di polizia locale dei Vigili del Fuoco in via Verga. È stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione Renato Darè, 70 anni. L'uomo viveva da solo ed era seguito dall'ULSS 2. I vicini, preoccupati perché non lo vedevano da 5 giorni, hanno lanciato l'allarme nella mattinata. L'anziano pensionato è morto probabilmente per un malore certamente non dovuto al caldo all'interno della sua abitazione. Era ancora accesa al momento dell'ingresso dei vigili, dei pompieri, l'aria condizionata. E tragedia a Cimadolmo, una moto si è schiantata contro un'auto. La vittima è Michele Ugliana, 32 anni, di Candelù di Maserata, in gravissime condizioni l'amica Desi di 29 anni. Un sorpasso, poi lo schianto. La vittima è un centauro, Michele Ugliana, 32 anni, di Candelù. Ferita gravemente un'amica, Desi, di 29 anni, trasportata all'ospedale di Treviso e ricoverata in prognosi riservata. I 2 giovani avevano partecipato ad un motoraduno che si teneva a Cimadolmo, poi si erano diretti verso Santa Lucia di Piave. Ad un tratto, durante un sorpasso, il motociclista non si sarebbe accorto di un'auto che stava svoltando. L'impatto è stato violentissimo. Michele è finito nel terrapieno che segue il corso della strada, la ragazza sbalzata a terra, mentre la moto è finita contro alcuni alberi ad una 40ina di metri dal luogo dell'impatto. In quel momento stavano transitando alcuni vespisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e dei carabinieri. Per il centauro non c'era più nulla da fare, la giovane è stata invece trasportata subito in ospedale. Il 32enne lascia i genitori, la sorella e la fidanzata Oksana.
Continuiamo con la cronaca. Aggrediva e rapinava anziani. È stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna un 17enne marocchino, denunciato il complice, un connazionale di 22 anni. Ad agire era il minorenne, l'altro attendeva in macchina per la fuga. Sentiamo. Si avvicinava alle vittime, le strattonava e strappava loro le collane in oro. In manetta è finito un 17enne marocchino residente a Cornuda, conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Era lui che aggrediva e rapinava gli anziani. Ad attenderlo in macchina dopo i colpi il complice, un 22enne connazionale che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Montebelluna. Entrambi sono ritenuti responsabili in concorso di una rapina con lesioni personali aggravati e 2 furti aggravati ai danni di persone anziane. La prima aggressione il 3 maggio a Valdobbiadene, nel mirino del 17enne nei pressi della chiesetta della Madonna delle Rose, un 60enne del luogo. Il giovane lo ha strattonato strappandogli una grossa collana in oro con 2 crocefissi del valore di circa 1.500 euro. La vittima è caduta a terra procurandosi un forte trauma alla gamba. Poco dopo, 1 giugno, nuova aggressione, questa volta a Crocetta del Montello, ai danni di un 95enne del luogo. Anche in questo caso il minorenne ha strappato con forza dal collo una catenina in oro del valore di 2.000 euro. Il 3 giugno in via Canova a Possagno ad essere derubato un 73enne a cui è stata portato via con violenza una catenina in oro con ciondolo del valore di 800 euro. In tutte le occasioni ad agire in prima persona era proprio il 17enne, mentre il complice lo attendeva poco distante con l'auto accesa pronto per la fuga. Le indagini serrate dei carabinieri di Montebelluna hanno portato all'arresto del minorenne e alla denuncia del 22enne. Ieri mattina è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'autore materiale che è stato accompagnato nella casa circondariale di Treviso. Lo stop ai finanziamenti previsto dal bando periferie ci lascia sconcertati a causa di questo provvedimento. Vengono rinviate al 2020 le risorse destinate ad una serie di progetti urgenti già approvati, alcuni già in fase di realizzazione per migliorare aree e infrastrutture della nostra città. I comuni di Padova e Treviso rischiano di perdere circa 32 milioni di euro di fondi su un totale di 150 milioni che interessano il Veneto. Esprimiamo tutta la preoccupazione delle imprese padovane e trevigiane rispetto a questa decisione. Lo affermano in una nota il presidente di Assindustria Veneto Centro, Massimo Finco, e il presidente vicario dell'organizzazione Maria Cristina Piovesana. Domani, 14 agosto, aggiungono i sindacati veneti, si riuniranno per confrontarsi e trovare una soluzione. Ci appelliamo a loro affinché facciano fronte comune, superino le divisioni di appartenenza politica e pensino prima di tutto ai cittadini che rappresentano e alle economie del nostro territorio, agli amministratori locali e ai parlamentari veneti, e chiediamo di intervenire in ogni sede opportuna per sbloccare al più presto queste risorse. Sporcizie e rifiuti nei dintorni dell'ex caserma Serena tra Treviso e Dossoni. Il sindaco Conte, che ha denunciato la cosa, incontrerà domani mattina alle 8 il titolare di Nova Facility, la società che gestisce il centro di accoglienza per migranti, Gian Lorenzo Marinese. Sentiamo Conte. Domani mattina ho convocato Marinese della caserma Serena perché da un ultimo sopralluogo effettuato nella zona della caserma Serena abbiamo riscontrato tantissimi rifiuti gettati lungo la strada. I cittadini ci hanno più volte segnalato che molte volte sono appunto i richiedenti asilo che nel rientrare in caserma gettano i rifiuti lungo la strada, quindi è doveroso da parte dei gestori della caserma farsi carico della pulizia di quel quadrante. Ai gestori della caserma Serena chiederò di prendersi carico della pulizia del quadrante che va dal cimitero di San Lazzaro fino al Cavalcavia. Credo che i cittadini di Treviso abbiano già pagato abbondantemente questa accoglienza. Domani chiederò semplicemente che quei soggetti che stanno guadagnando un bel po' di soldi sulla testa di questi richiedenti asilo e su questo fenomeno, questa emergenza umanitaria, si facciano carico anche dei costi che se no ricadrebbero ancora una volta sulla collettività. Quindi costi legati alla polizia, costi legati alle prestazioni sanitarie e adesso dovremo aggiungere anche i costi legati alla pulizia e al decoro. Credo che insomma sia giusto che anche loro facciano la loro parte. Continuiamo con la cronaca. Minorenne denunciato dalla polizia per lesioni, con una testata ha rotto il naso al rivale in amore.
Ha colpito il rivale in amore al volto con una testata, fratturandogli il naso. L'episodio in pieno centro a Treviso lo scorso giugno, negli ultimi giorni prima della fine dell'anno scolastico. Protagonisti non 2 adulti, ma 2 ragazzini minorenni, un giovane albanese e un coetaneo marocchino che si contendevano la stessa ragazza. Al culmine dell'ennesima lite, l'albanese ha colpito l'altro giovane al volto con una violenta testata, tanto forte da procurargli la frattura del setto nasale. Subito visitato in ospedale, lo studente è stato giudicato guaribile in 14 giorni. Un'aggressione su cui i genitori della giovane vittima non sono di certo voluti passare sopra. Il caso è stato denunciato alla polizia e in queste ore gli investigatori della squadra mobile hanno denunciato a piede libero il responsabile alla Procura per i minori di Venezia con l'accusa di lesioni. Scontro nel governo tra i ministri Salvini e Trenta sulla necessità di reintrodurre la leva obbligatoria, ma il Veneto ci aveva già pensato con una proposta di legge passata a giugno sulla mini naia. Naia sì o naia no? I ragazzi così imparano l'educazione, dice Salvini, idea non più al passo con i tempi, replica Trenta. E il fatto che l'uno e l'altra siano rispettivamente vice premier, ministro dell'interno e ministro della difesa non è di poco conto. La divisa divide e al di là del gioco di parole a descrivere un governo dove le liti non mancano, resta un fatto concreto, che il Veneto a ripristinare un periodo di leva obbligatorio civile o militare di 8 mesi ci sta pensando da tempo, al punto che già nel giugno scorso aveva approvato a maggioranza una proposta di legge statale d'iniziativa del Consiglio regionale. Tra le maggiori fautrici dell'idea vi è l'assessore veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan di Forza Italia. Mai come ora, spiega, i giovani italiani hanno la necessità di riappropriarsi di un senso di appartenenza alla nazione, che porta alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e socialmente impegnati. Il testo di iniziativa del Veneto prevede che la scelta tra servizio civile o militare, valida sia per gli uomini che per le donne, potrà essere fatta prima dello svolgimento del servizio e dovrà essere svolta tra la maggiore età e il compimento dei 28 anni, con un servizio effettuato nel territorio della propria regione. Il servizio militare ha portato alla formazione di cittadini più consapevoli, dice Donazzan, tanto che gran parte del sistema di protezione civile, vanto nazionale e unicum nel quadro europeo, poggia proprio su uomini che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare. Intanto, già da tempo, grazie agli alpini, vengono organizzate saltuariamente delle giornate istruttive nei quali ragazzi e ragazze imparano nozioni di pronto soccorso e protezione civile, dei campi a stretto contatto l'uno con l'altro con orari e doveri ben precisi, una sorta di mini naia volontaria che forse in futuro potrebbe diventare qualcosa di più. Chi ha accolto con favore la proposta del ministro Salvini è l'Associazione Nazionale Alpini, che da tempo porta avanti la proposta di reintroduzione della leva obbligatoria. In una Vittorio Veneto addobbata dai tricolori per i tanti raduni d'arma che si stanno susseguendo in questo 2018, anno del centenario dalla fine della Grande Guerra, il presidente dell'ANA Francesco Introvigni accoglie positivamente la presa di posizione di Matteo Salvini rispetto alla naia, istanza che le penne nere portano avanti da tempo e che non hanno mancato di ribadire in occasione delle 2 adunate che si sono svolte nella Marca nell'ultimo anno. Io credo che sia assolutamente condivisibile quello che dice il ministro Salvini sotto il profilo della leva. E credo che sia un bene per i giovani, per le famiglie e per l'Italia intera. Questo è ciò che pensa la maggior parte degli alpini e comunque la dirigente senz'altro. Vitale per dare continuità a corpi come gli alpini, ma non solo. Per noi significa dare la possibilità ai giovani di fare esperienze serie e concrete, di rivivere i valori, di proporli loro, di guardare al futuro anche per rimpinguare certo le nostre forze, ma non solo quello, ma soprattutto per creare una coscienza di nazione, di patria, per guardare i bisogni della società, per far sì che possano anche condividere quel percorso che noi stiamo facendo e intervenire laddove c'è bisogno. Mi riferisco e penso alle emergenze, penso alla necessità del sociale, al bene sociale in senso lato. Ecco. Altro che idea romantica, conclude Introvigne, ma un tema più che mai concreto. Credo che questa sia un'opportunità da non perdere e ciò che ha detto la Ministro Trenta, sì, non è solo sognare, voglio dire, io credo che dobbiamo proprio pensare concretamente, non certo a un servizio di leva alle armi come un tempo per l'uso delle armi, ma per i servizi di pace. Ed ora sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. La proposta di Salvini divide giovani e meno giovani. Ripristino della naia, cosa ne penserebbe? Sì, sono d'accordo. Perché? Perché i giovani hanno bisogno di un po' di
situazioni un po' più ferree. Sono d'accordissimo. Secondo me è un'ottima idea, è comunque un'esperienza utile ai ragazzi, non lo vedo un anno perso come si pensava tempo fa, quindi secondo me è una cosa positiva. Potrebbe essere un'idea per, non dico un anno intero, però una situazione di più breve, perché ai ragazzi d'oggi manca un po' di responsabilità e regolatezza nelle cose e avere anche rispetto delle cose degli altri. Non sarebbe male secondo me, non tantissimo, però qualcosa ci vorrebbe, perché noi genitori siamo troppo permissivi, questo sì, lo credo proprio io. Sono pienamente d'accordo sull'idea, non so come funzionerà, però sono d'accordo del nuovo progetto. Perché il giovane secondo me ha bisogno di un anno di naia, come l'abbiamo fatto noi, quindi regole. Io non sarei tanto d'accordo, preferirei che fosse una scelta personale. Chi lo fa perché magari gli piace o perché gli interessa, un interesse particolare, fare le cose che si fanno adesso, però sì, sinceramente non mi sembra utile, una cosa obbligatoria, insomma. Non sono d'accordo assolutamente, perché è inutile, io ho fatto la naia e quando l'ho fatta io era una spesa di soldi inutile, perché c'era gente che non faceva niente, sia tra noi commilitoni sia tra gli ufficiali, perché era una macchina tenuta su non si sa per cosa. Dico per niente, perché erano solo soldi buttati. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. A Vittorio Veneto sembra ormai ufficiale la presenza il 4 novembre del Presidente Mattarella per la chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Sentiamo. Noi aspettiamo il nostro Presidente, uno perché è il nostro Presidente, due perché è il centenario. Chi lo dà ormai come ufficiale, chi, come il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, aspetta che gli venga comunicato formalmente. Ma in cuor suo ci spera il primo cittadino di avere ospite il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il prossimo 4 novembre, quando la città e l'Italia intera celebreranno i 100 anni della vittoria. Noi ci contiamo, i Presidenti della Repubblica ad ogni decennale sono stati presenti nella nostra città. Noi fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo invitato l'allora Presidente della Repubblica e abbiamo rinnovato ovviamente al Presidente Mattarella l'invito qui a Vittorio Veneto per la chiusura del centenario. Siamo molto fiduciosi che possa avvenire. La data ovviamente la sceglierà il Presidente, ma a noi qualsiasi data va bene. Centenario della Grande Guerra, che qui è stato celebrato con mesi di eventi e una mobilitazione generale, e non solo a Vittorio Veneto. La città e la sua storia sono tuttora presenti con 2 mostre fotografiche al Pentagono e all'Army Navy Club di Londra. I risultati che abbiamo ottenuto, confesso, e io sono ottimista di natura, non li avevo previsti. La mobilitazione soprattutto da parte della città è stata unanime, corale, basti vedere l'imbandieramento che è ancora presente nella nostra città e continuerà fino alla fine di queste commemorazioni del centenario. Ma quale messaggio si leverà il prossimo 4 novembre dalla città della vittoria? Il sindaco Tonon non ha esitazioni. Direi quello che abbiamo messo in testa a tutte le commemorazioni del centenario quando scoppia la pace. È un augurio che facciamo a noi stessi e a tutto il mondo. È stata spostata alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo nel quartiere di Castello a Venezia la cerimonia funebre di Cesare De Michelis, presidente della storica casa editrice Marsilio. Il cambio di programma alla luce della previsione di una vasta partecipazione che la Chiesa Evangelica e Metodista di Santa Maria Formosa non avrebbe potuto contenere. Il rito funebre avrà inizio alle 14 e a ricordare l'editore saranno Massimo Cacciari, Francesco Giavazzi e Giuseppe Lupo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.
Ben ritrovati al meteo. Tempo molto instabile sulle nostre regioni con fenomeni anche forti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali piuttosto diffusi sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Attenzione a possibili fenomeni anche forti. Temperature in calo con minime tra 17 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 22 e 29 gradi circa. Diamo uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il maltempo con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà instabile infatti anche sulla nostra regione. Temporali frequenti a partire dal mattino e anche forti, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia e all'estero.